Ok, oh là, già è 24. Ciao ragazzi, adesso vengo qua. Sono in condizioni un po' così. Sono pieno di medicine, sto seduto a fatica, però un po' voglio stare con voi perché mi mancate troppo. Cioè, guardare, guardare YouTube e non poter mai registrare un cazzo è dura. Ciao Amedeo, ciao Davide, ciao Darkstar, ciao Luca, ciao Vincenzo, ciao DJ, ciao Delight, Andrea, Tinkoff, Davide Frigerio, Fabio Primofiore. Dai, ok, ciao Fioi. Ciao a tutti, raga. Questa è la mia squadretta, ragazzi. Chiaramente sì, non male sicuramente, però mi piacerebbe aggiungerci Kanté al posto di Silva e Sheva al posto di Van Basten, perché Sheva l'ho avuto per un periodo, poi l'ho venduto guadagnando 100k e ho preso Van Basten a una 810k e praticamente adesso vedo che ho 8,50 o 8,60 per fare dei guadagni. Adesso vorrei riprendere Sheva, però vediamo se ce la faccio, insomma. Grazie Vincenzo, ciao Gianluca. Ciao Gigi Palla. Ciao Andrea. Eh, ciao Alessandro. Purtroppo sono così, è molto lunga, sono a casa dal lavoro da un mese ormai, cioè, penso che ne starò ancora parecchio purtroppo. Darkstar, no, beh, dai, ho voluto fare questa cosa, insomma, per cercare di stare un po' con voi senza faticare, ecco, tanto non troverò un cazzo, Fioi, è così, non si trova niente. Guarda, lasciamo perdere il Milan per piacere, ragazzi, perché ho appena finito di bestemmiare. Aspetta, scusate, raga, mi è arrivata la quarta ernia. Purtroppo faccio aspetta, ecco, mi è uscita la chat di merda. Ai, ai, ai. Mi stavo guardando la live di Tony Tu, mi fa morire quell'uomo, cioè, veramente mi sta troppo simpatico. Infatti, diciamo, ero i box da registrare, faccio un po' lo spettatore e in sto periodo mi sono guardato Tony Tu perché è troppo ridere, veramente. Poi ho preso Sheva, quindi da stimare per quello. Ehm, Sì, beh, dai, una bella squadra. Ripeto, al posto di Silva che vorrei metterlo in panca vorrei Kanté. E al posto di Van Basten vorrei riprendere Sheva che l'ho tenuto pochissimo perché l'ho preso a 1 milione, l'ho rivenduto a 1,1 milioni. Ho preso Van Basten a 8,10 che è un bel affare su PC. Non so se non so fare partite, non lo so. Vabbè, fuori dai coglioni. Abbiamo 12.000 FIFA Cats. Vediamo un attimo una cosa. Ragazzi, se mi sentite un po' così è perché faccio fatica, eh. Purtroppo sono un vecchio di merda. Vedi, Sheva è tornato su, la puttana. Vediamo Van Basten. Beh, anche Van Basten però sta tornando su, vabbè. Ok. Vediamo Kanté. Eh... lo so, lo so. Ciao Matte, devo parlarti per il discorso del fantacalcio. È che non ho avuto tempo perché sto di merda. Kanté, sì, vabbè, cioè, la Kanté, cioè, su PC costa 1 miliardo, cioè su Xbox costa 100 euro, ma costa 2,70. Vabbè, lo troviamo oggi, lo troviamo. Ok, siamo in 26, per essere che non registro da 50 anni non è neanche male, onestamente. Aspetta che scrivo su Telecast che siamo in diretta. Che schifo il Milan però, ragazzi, mamma mia, siamo pietosi. Ai ai ai. Siamo in diretta. Siete mancati tanto, raga. Ah. Ciao Carlo Palumbo. Ciao Leonardo, insomma, dai. Sì, Kanté costa troppo sul PC, cioè è vergognoso. Mamma mia, raga, che fatica. Praticamente il problema non è tanto nella schiena, purtroppo, è che l'ernia ha preso il nervo sciatico e quindi va a proprio a tirarmi il nervo sciatico, coscia, gamba. Meno male che tira anche il pacco, perché infatti ti ho fatto di testa anche quella amorosa, perché ho detto qua, sono cazzi, cioè, per fortuna va tutto bene. Sì, sì, Milan pietoso, purtroppo. Milan veramente osceno. E niente, adesso tra poco cominciamo. Vediamo se c'è qualche. Ma hanno messo le. Ho visto.
Che non si mettono le icone di me, cioè, ma dico, ma Luis Hernandez, Rapetti ancora, insomma, ha vinto il mondiale, sto un giocatore all'Arsenal, ma Luis Hernandez, insomma, beh. Hanno una concezione delle icone, sti qua. Ah, anche Piterone, però, anche Schmeichel. Vabbè, io queste cose non le faccio, ragazzi, non ho coglioni. Guardate, il mio storico non è certo di primo ordine, però, fotte seghe. Lo so, raga, appena è possibile tornerò a pieno regime. Ciao Michelotto, insomma, dai. Abbastanza bene. Eccolo qua, Paul Heyman. Ecco il porco. Grazie, Jack C. Grazie, caro. Ciao, Terence. Insomma, dai, così così, purtroppo. Ne avrò ancora per un bel po'. Purtroppo le ernie sono cose lunghe, lunghe, lunghe. Sono lunghe come il paccotto del bacotto. Del cume. E la curva su del cume. Ragazzi, adesso bisogna sperare di sculare un po', cazzo. Bisogna sculare un po'. Adesso partiamo comunque, è il tempo di vedere chi è. Alessandro Bini, ciao bello. No, no, è vera la barba, è vera. Però l'ho tagliata adesso, poi ogni tanto la faccio crescere, vediamo. Adesso io ho pieno regime, potrò tornare quando star seduto non mi dà troppi problemi, ragazzi, perché adesso, ripeto, lo posso fare. Ho preso antidolorifici, roba, mi sono un po' imbottito, ho detto che sboccio, voglio fare qualcosa con i comendiani pazzi, perché sennò veramente mi da piangere, cazzo. Cioè, manca Formula 1, tutto quanto, cioè, purtroppo è così. Ripeto, anche al lavoro sono fermo da un mese, cioè, sono abbastanza nervoso. Ciao Michele Magon, ciao Francesco Borgia. Claudio, ho quei giocatori perché ho fatto qualche altro spacchettamento da solo. Ho avuto fortuna, diciamo che da solo ho trovato Vidal, 3-4 Ultimate Screamer, ho trovato che dirà, ecco, ogni tanto c'è sta roba, non so il perché. Ho trovato quando sto fermo così, boh. Ho trovato che dira Arancione, Ultimate Scream, Foster, Clivert, un po' di gente. Ribery normale. Ciao Christopher. Ciao Luca LSI, insomma, così così. Ciao Michele. Vabbè, dai, direi che possiamo anche partire, cazzo, perché non è che ho un'autonomia incredibile. Raga, preghiamo, fio, cioè, l'obiettivo è riuscire a accumulare, arrivare a 250.000 crediti per poi vendere Van Basten e riprendere Sheva, ecco, questo è l'obiettivo. Non è facile, però proviamoci. Vabbè, negozio, vedi i cazzetti, i pacchetti, scusate. Siamo in 41, non pensavo, sinceramente, non... Vai, primo pacco. Questo è un pacco... Questo primo pacco è per tutti noi, per il Cume che è infortunato, è la prima volta che sta 3 settimane senza registrare niente. Andiamo, e andiamo subito con Kanté. Lo so. Terence. Beh, è chiaro Francesco che non trovo niente. Vai, eccolo qua, e subito partiamo. Beh, potrebbe essere però un Gabriel Jesus, ma no. Bene, cominciamo con Viviano. Ciao Giacomo Derold. Si comincia bene. Allora, quello che tengo, ragazzi, io non faccio sfide, robe varie, quindi tengo in club solo i giocatori che mi piacciono. Ok, questo lo teniamo in forma fisica, no. Questi non valgono un cazzo, quindi si vengono. Almeno io ragiono così, dopo se sbaglio, ragazzi, ognuno ha il suo modo di cazzeggiare. Sì, 3 settimane. Si parte col bot. Ma sì, non troviamo un cazzo, ma vabbè, si può fare 100 euro. Volevo spendere 200, ma avete meglio 100. Attenzione, subito! Con arroganza un if! Con arroganza... Attenzione, Mertens! No, Dio Cristo. Dio Cristo. Quella zoccola, se trovavo Mertens... Madonna, mi dava via anche l'ernia. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, madonna. Il morto ho trovato. Io qua vendo tutto, eh. Vediamo. Sì, questo non vale un cazzo, chiaramente. Ma guarda che roba. Niente, non vale. If di merda. Questo lo vendiamo. 9 spozzo.
Vediamo se riesco a venderlo a 10. Proviamo. Vai. Bene. Ma vaffanculo, va. Non ci credo. È passato il dolore poco poco. Porca, ci vedeva Mertens, eravamo a posto. Puttana. Vabbè, back to back, speriamo. Ciao Antonio. Ai. Subito un if così. Vabbè, saltiamo. Ciao Walter, magari sarà l'unico buono che troviamo. Darmian. Però Premier ce l'abbiamo, teniamo. Può sempre servire. Tanto altre robe non le faccio. Ho provato tutto. Ho provato a parte la Liga, ho provato Liga 1 con quasi i migliori. La Serie A fa proprio schifo. È una roba indecente. La Premier è l'unica che vado bene, sinceramente. Vai. Iniziamo benissimo. Ogni tanto consigliatemi anche voi se devo aggiornare il catalogo, questi trucchetti qua che non ho mai capito sinceramente. Ecco. Benissimo, direi che stiamo andando bene. Ma mi servono le forme fisiche, puttana miseria. Che palle, oh. I contratti li tengo sempre perché ne voglio tanti, voglio accumulare contratti. Mamma mia. Le sfiderò, consigliate perché questa roba che non ci sto capendo una mazza, sinceramente. Cioè, che giocatori devo tenere? Anche io devo bisogno anche di guadagnare soldi per Sheva. Mamma mia. Vabbè, lasciamo stare la Ferrari che è meglio. Oh, ma le forme fisiche e niente. Porca miseria. Ciao. Il come c'è. Siamo partiti bene con l'IF, per quanto scarso, non è male, però adesso veramente la crisi da solo ho trovato il mondo registrando un cazzo. Quelle avanzate, ok, grazie poi. Attenzione, c'è qualcosa. Kanté. Brasile, Neymar, no. Ma no, fa ancora sto stronzo del Monaco, Fabinho. Mamma mia. Oh, ma sto rimbarocco. Beh, no, ma non cazzo. Beh, insomma. Forse perché c'è il Monaco 3000, forse li vale, però. Vediamo. Magari il Dovi. Lo so, purtroppo non è facile avere fortuna. Però, 3000 forse ce la facciamo. Forse col fatto che il Monaco c'è il PT, forse, non so, se non vorrei dire cagate. Questo è quello che vale, questo vale 10.000 euro. Però controlliamo sempre, li controllo sempre gli argento così. No, vado cazzo, ciao. Marchetto Royce in pack, magari. Maradona, basterebbe qualcuno da fare un profit di 100.000 almeno. Sarebbe già qualcosa. Anche un Gabriel Jesus su Martial. Dai. Banks. Dio santo. Vediamo se vale qualcosa. Beh, dai. 2000 riprendo, va bene, cioè va benissimo così. Abbiamo di accumulare soldi per Sheva. Vediamo se riusciamo a prenderlo insieme. Ho una forma fisica, porca miseria, finalmente. La carriera, beh, se volete posso fare qualche partita col Venezia. Vai, insomma. Dai, stando con voi sento un po' meno il dolore, dai, l'adrenalina. Ai. Siamo in 50, non avrei mai pensato. Attenzione! Boom boom boom! È Marchisio che non costa poco, niente. De Rossi. Marchisio mi sembra che su PC non costi pochissimo. Che Buffon costa. Vediamo Danielotto.
3.000, beh, dai, vabbè, meglio di niente, meglio di niente, meglio di niente. Italia Svezia non voglio dire niente. Grazie, Cavs. Lo so, la fortuna non è semplice, cioè, Fiori, ci vuole culo. Ho avuto anche culo da solo che non riuscivo proprio a registrare, avevo troppo male. Eh, Vediamo se sfide rosa. Ho già venduto qualcuno. Vabbè, i due scandali. Sfide rosa. È che io non queste robe qua la dovrò fare un attimo da solo perché non le ho mai fatte. Ho fatto solo quelle di Ultimate Scream. Ho trovato De Paila. Dove sono? Eh, Stulak. Quelli cazzo sono? Ma no, mi ha capito io. Tu cazzo. No, ci sto capendo una minchia. Ah, queste. Ah, queste qua. Ah, e mi danno i pacchetti consumati. Ah, queste robe qua. Ok, beh, insomma, però. Se devo fare, devo scambiare Cioè, che sboccia, devo un giocatore del Borussia, uno del Bayern, 6 della Bundes. Intesa 90. E mi dà un pacchetto oro premium maxi. Ah, ok, vabbè. Allora, se mi consigliate queste, proverò a fare, però non così perché non mi refo niente. E anche questi avete detto. L'enigma, madonna, sì, proprio. Devo farlo senza ernia. Beh, qualcosa sto vendendo però. 9,6, vedi, perfetto. Bene, bene. Tutte le avanzate. Ciao, ma io sono il Cume, sai che ti ho visto scrivere sulla chat di Tony Tubo, ti ho anche scritto, cazzo. Vabbè, andiamo. Le avanzate convengono, ok, ok. Dai, adesso Shevchenko in attack. Insomma, io voglio Shevchenko, ecco, per Shevchenko Prime faccio di tutto, farò di tutto, questo è sicuro. Faccio anche 600 euro di sboosting. Questo è Gabriel Jesus, sicuro. Eccolo qua, Jesus. Benissimo. Rodriguez. Ecco, basta che non trovo giocatori del Milan. Ecco, quello no, perché portano sfiga. Ciao. Trovi Pippo Inzaghi, magari Giacomo, magari. Magari. Niente. Dai, un bel Jesus, cazzo, mi serve per fare soldi. Bruce. Quanto vale Bruce? Bruce Wayne. Ah, non vale niente. Che palle. Allora, me lo tengo quasi quasi. Quelli della Premier me lo tengo. Forse Niang, forse veloce, vediamo. Sono le speranze. Che do coglioni. Che palle. Vediamo se a uno riesco a venderlo. E ora trovi beh, lo vendo subito. Bene, le leggende le vendo quasi tutte. Nel senso, perché devo comunque far soldi e perché voglio altri giocatori. Cioè, neanche perché le leggende la tengo. Cioè, farei fatica, a parte Sheva, farei fatica a vendere. Cioè, ecco, Maldini magari. Maradona, per lei lo vendo subito sul cazzo. Per lei. Questa è proprio una merda obese. Ai ai ai. Ma proprio un cacchio. Questo è proprio un disastro. Qui sono proprio i pack della Mink. No, voglio Clemenza, Clemenza in a pack. Clemenza in a pack. Mamma mia. Mamma mia, raga, mamma mia. Allora. Se le maglie sono belle me le tengo, anche no.
Adesso si trova Mertens al primo tentativo, cazzo. Gonzalone Higuain, vediamo. Se trovo Sheva The Light Gamer, ti dedico un video. Ti dedico un video. Attenzione, però c'è qualcosa. C'è qualcosa. Spagna. CC. United, ce l'ho. Beh, questo però faccio soldi. Con questo qualche soldino forse me lo faccio. Allora, aspetta un attimo. E anche 1000 euro, 1000 euro. Questo lo teniamo, sa mai. Questo forse qualcosa facciamo. Mi ricordavo, cazzo. Questo lo piazziamo a 19. Bene, bene, bene. Dai che arrivano soldi per Sheva. Dai che arrivano i soldini per Sheva. Venti che sì. Sì, ragazzi. Oh. Vabbè, dai, ma l'importante è far soldi comunque, che se arrivano i big, pazienza. So che è difficile, Fioi. C'è già una bella squadra, comunque non posso lamentarmi, ho avuto culo finora. È che io di solito poca fortuna, infatti ho fatto pochissimi open, tante volte ho registrato, però non ho trovato niente, quindi il video non l'ho caricato dopo. Però sfiga di solito. Poi, finora è andata anche bene contando le mie sfighe che ho di solito. Ah, questa è una merdaccia. Oh, ma le forme fisiche, ma ce l'hanno con me, oh. Cioè, forme fisiche, niente. Va bene. Che si trovano i pacchetti. Un parere su Ike Milan, meglio il pack opening. È più fortunato il pack opening. Mamma mia, che schifo di Milan. Attenzione, forse If! No, speravo, sembrava, cazzo. Portogallo! No, puttana miseria. Non ci credo, non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Patricio. Forma fisica in APAC. Troll. Che pacchetti collosi. Porca miseria. Ok, penso che lasciamo perdere. Portogallo, Evole. Mi fate morire, cazzo. Questo è Jesus, si sa, lo vedo già, lo sento dal profumo di Jack, è Jesus. Valencia, ma quello sbagliato, cazzo. Vediamo se vale, perché io ogni tanto guardo per sicurezza, ma... Beh, comunque... No. Faccio un cazzo. Forma fisica, questo è importante. Ok. Tra un po' riaggiorniamo il catalogo. Ciao Ale Cadabra. Piano piano, ma sono ancora messo male. Il Valencia Tarocco. Sì. Come Gesù, sì che esiste Gesù, Fioi. Ah, Dio mio. Facciamo i trucchi dei big, che fanno tutti così. Non so che cazzo voglia dire, però. Ciao. Grazie Umberto Guccioni. Mamma mia. No, non ho risolto i punti catalogo. Mamma mia, ragazzi. Certo che è proprio bastardo, FIFA, però. Mamma mia. È proprio uno stronzo besoide. Sei su PC? Sì. Dai, cazzo, un bestione almeno. Un bestione da 100k, quello che mi serve. Speriamo un primo fiore. Attenzione, forse If? Sì. Cazzo, va, no, Young. Ho detto Manchester United, che cazzo è? Puttana miseria. Vabbè, non vale proprio poco, però. No, 50k non credo proprio. Forse 25.
Però dai, non stiamo andando malissimissimo, dai. Proviamo 25. Però dai, insomma, 2 if, insomma, fa proprio schifoso, dai. Bisogna anche accontentarsi nella vita. Il fortissimo, yeah. Però 2 if, dai, qualche soldino lo stiamo portando a casa. Questo è importante. C'è gente che non prende un cazzo, eh. Vediamo il back to back. Svezia, Forge, l'ho già 30 volte. La Pantera Rosa la amo. Il back to cazzo. Voglio trovare Conti, il mio idolo Conti. Ah, vediamo il Wolfsburg a doppione, quindi ciao. Purtroppo siamo un po' sfigati. Va bene, però soldini li facciamo. Se siamo fortunati, riusciamo a prendere insieme Sheva, speriamo. Speriamo nell'esono di Montera, sì, mi ha rotto il cazzo quell'incoglionita. Vai! Attenzione! Gabriel Jesus. Perotto, fioi, Perotto. Il signor Perotto. Il signor Perotto. Che oggi si scula domani. Poteva andare peggio, sì. Per il momento poteva andare molto peggio, sì. Concordo, concordo. Attenzione, Jesus in attack. Quadro. Il quadro qualcosina vale. Sì. Sì. Il quadro. Ce li facciamo 10. Dai, non sta andando malissimo, cazzo. I soldini stanno arrivando. Grazie, Traina. Grazie. Grazie mille. Ai. E adesso, fioi. Eccolo qua il bestione. No. Il cerchio vale. Adesso faccio vedere la rosa. Madonna, Piazza come se... Oh, Piazza non rientra più, porca miseria. Era un mio pupillo alla Dinamo. Faccio vedere la rosa. Così ci riposiamo un secondo. Eccolo qua. Allora, questa è la rosa, ragazzi. I miei obiettivi sono o Kanté al posto di Silva con Silva in panchina e vendere Marcone e Van Basten per il buon Andriy Shevchenko 86. Queste sono le riserve, poi non ho nient'altro, io tengo pochissimi giocatori. Montolivo. Sì, la squadra c'è, la squadra c'è. Infatti per quello dico, ho avuto fortuna, per esempio di Bailey ne ho trovati 3, cioè per dire. Quindi non è andata proprio di malissimo, solo che è più difficile in live. Vediamo che ho venduto. Ah, perfetto. E siamo già a 131, bene. Sono abbastanza soddisfatto per il momento. Lo so, Piazza è forte, sì. Dai. Scioppone. Non ho fatto un cazzo in questi giorni. Attenzione. Jesus in attack. Io voglio Jesus. Io non sono tranquillo finché non ha Jesus. No, Fio, l'hanno visto con le rose nel metro. Ma esiste ancora Fioi? No, non è... Ma lo scarto. Ciao. Ragazzi, serve la sculata della vita, però. Adesso arrivano le freccette blu adesso, Freccette blu. Maradona in attack.
Questo è Rashford, eh sì, questo è Rashford secondo me. No, Montolivo l'abbiamo chiamato! L'abbiamo chiamato, non ci credo. Oh, le forme fisiche neanche a pagarle oro. Montolivo in APAC, non che credo. Formula 1 non gioco da più di 3 settimane, ragazzi. Ma ragazzi, una live su Formula 1, ci facciamo una gara su PC, se qualcuno c'è potrei anche provare se prendo un po' di antidolorifici. Mamma mia. Non ci credo. Mamma. Poi c'è gente che ha un culo grande. Impressionante, impressionante. Impressionante. E da poco che non arriva una lavagnetta, eh? Ma va a cagare. Maggio, beh, se è maggio sei più tranquillo. No, nel turismo sport non l'ho preso. Montolivo 100k. Oh, FIFA, e allora, sta icona, me l'hai promessa, cazzo. Io so che se trovo un'icona, trovo la più scarsa, Michael, va là, sono sicuro, ci scommetto le palle. Ci scommetto quello che vuoi. Belli, belli, ma siamo in un momento di crisi, eh? Un momento di crisi. Niang è duro da vendere. Niang è la bestia. Trovi Sheva magari. Trovo Sheva. È che io voglio Sheva Prime, pallone d'oro. Cioè, con il cappellino biondo. Cioè, è quello Sheva. Però la Sheva Dinamo non mi fa schifo. Mamma mia, siamo in crisi. Quagliarella, che ce l'ho anche al fantacalcio. Bene, bene, bene. Nel final pack come... Beh, va, il final pack come indiano me lo godo. Mo trova Ronaldo legge. È il paccone della vita. Siamo un po' in crisi, eh. Siamo un po'... Oh, forma fisica. Manca ancora un po', dai, non è ancora finita. Però abbiamo bisogno di una lavagnetta. Valeva 500. Mamma mia, siamo in una striscia negativa brutta. Ah, Potuk. E beh, con Potuk sono tranquillo. Potuk me lo godo. Potuk me lo godo. Ah, che sfigati, ragazzi. Facciamo il prossimo, sì, poi facciamo il prossimo. Ai ai ai, male, male, male. Le Minafi. Chissà se c'è qualcuno che non è iscritto al canale. Iscrivetevi al canale, perché se vi iscrivete al canale del Cume, solo giocatori da lavagna, ricordatevelo. Il canale del Cume è il canale dei big player, dei top player, anzi. Oh, finalmente! Yuhu! Cantè, no. Vabbè, ma se trovo i coglioni del Barcellona, trovo... Ah, Dio santo. Beh, no, dai. 11 anche. Megoglioni. Sono peggio. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Questo secondo me è il bug del gioco, eccolo qua. No. Dai che c'è di peggio. 10k vanno bene. 10k vanno bene. Solo i veri veneti, ciao Wet Johnny. Ma io non sopporto gli oro non rari.
Proprio non hanno senso di esistere. Su sti pacchi secondo me non hanno senso di esistere. Babba, madonna come si è ridotto, babba, cazzo. Grande Vittorio Cavazzi. Ciao Stefano Zanella, insomma, dai. Un po' meglio dei giorni scorsi, però sempre duretta. Ancora. Sì, sì, modifica i pacchi in live, è pazzesco, è pazzesco. È tutto molto curioso. E allora... sarebbe bello un bel best... Cioè, uno che ci fa battere il cuore. Eccolo qua. Jesus in a pack. Allan. Forse se ho culo 1000. Se ho culo 1000. Questo è il canale dei boss comendiani, eh sì. Se non troviamo niente, aggiorniamo il catalogus. È vero, Paul. Hai ragione, Paul, hai ragione. Niente di che. Plea. Bell'uomo, Plea. Fai in culo. Ma che cazzo? Scusate un attimo. Ok, scusate, messaggino. Ciao Alessio Campi. Qua purtroppo. Beh, quadrato ancora no. Un po' di soldini ancora li possiamo fare. Bisogna prendere Sheva insieme, ragazzi. Perché poi se prendiamo Sheva, scriviamo sul titolo Sheva, così facciamo il clickbait, capito? Diventiamo anche noi dei click cats. Vai, e qua arriva tutto qua. Qua arriva Sheva in a pack. Ryan. Con Ryan di solito vinci tutto, di solito. Con tutti i bestioni che fanno live su FIFA adesso, da Tony Tubo a quelli là forti che giocano a FIFA a livello professionistico, è bene avere 43. Veramente non pensavo. Trovo scemo con No, è bellissimo. Trovo scema con Ernie, ciao. Come sei cambiato? Mamma mia. C'è la sfiga che non è cambiata però. Ok. Buono. Vogliamo Sheva per i clickbait del culo. Siamo in un momento un po' duro adesso, eh. Mamma mia. Non sono più lo stesso, lo so che non sono più lo stesso. Boggio, ragazzi. Noi siamo su PES, c'è il Boggio no, beh, l'Inter anche no. C'è crisi, c'è crisi. Shevchenko Tarocco è vero? Ma Dio Cristo! Andiamo a vedere un po' il mercato. Arriviamo a 5.000. Con quello che è, insomma. Anzi, no, andiamo adesso. Che sbaglio. Voglio vedere un po' il mercato. Voglio capire che Shevchenkone c'è. Che pensi di sto Milan? Non penso. Non penso. Andri. Oh.
c'è un cazzo in giro. Ma sono proprio aumentati così, porca puttana. Vediamo il mio Van Basten. Ai ai ai. Sarà dura, eh? Non sarà facile. Ciao Giacomo Derold. No, a me il draft proprio non mi piace. Sì, ho visto il Cina, là, come fa i crediti. Mamma mia. Ciao. Mamma, disastro adesso, eh. Dopo un inizio comunque medio alto, perché insomma dai, abbiamo fatto un bel po' di crediti. Adesso siamo un po' in crisi. Proprio crisi nera adesso. O si sta preparando per un big. Ma proprio zero proprio. Dai che si prepara per il big one. No, non ho pensato mai a sta cosa, Pep. Mamma mia, che serie negativa, ragazzi. No, cosa no. Harris in attack. Crisi come indiana Gigi Palla, sì. Sì, palla. Mamma mia. Fiori veramente male adesso, male. Io farò altre vendite da solo, di quelle robe là, però Fiori che spara, che crisi. Il prossimo è Sheva, speriamo dell'Light, speriamo. Niente, neanche ma veramente un disastro, eh? Kuma in attack. Sì, ragazzi. Abbiamo quasi finito. Ragazzi, chiaramente non posso fare live lunga perché sento che comincio dal piede a farmi più male. Mamma mia, finalmente almeno un oro, non un oro raro. Raffina. Vediamo se vale almeno qualcosina. Proviamo tanto. Class Januntalor. Dai. Viene fuori schelotto adesso, speriamo di no. Dai. Hola. Olanda. Cazzo! Non ci credo, l'unico forte! Robin, il parco! Walkout! Ta 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 tararara, ta 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 pa 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 pa. Fatalità Maria Olanda, è vero, cazzo! Pa 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 pa. Oh! E questo vale almeno 105k. Beh, insomma, anche di più forse. Vediamo, 230, 100... 120, proviamo, raga, 120. Proviamo 120? Vediamo. Wow. Aspetta i vostri consigli, visto che c'è poco in giro, e lo proverei anche un 120. Affanculo, Robin, sì, cazzo.
E Sheva si avvicina. 140, 130. Allora, facciamo 125. Qua sul prezzo iniziale teniamo così. Vai, se ne frega. Sì, cazzo, vaffanculo. Ma non so se posso cambiare il titolo, ragazzi. No. No, non può, perché purtroppo uso XSplit, un vaneggio di robe, non voglio andare sul coso, su YouTube. Vai. Adesso back to back, e dopo riaggiorniamo. Bene, robe, ci voleva, cazzo. Road to Sheva, cazzo. No. Beh, abbiamo trovato comunque due if e un 88, Expo. Insomma, poteva andare veramente peggio. Beh, Sheva Prime non c'è, però Sheva Prime sarebbe un sogno. Tutto sommato non è andata male, ragazzi, assolutamente, perché abbiamo trovato anche il Quadrado, l'altro giocatore Herrera, abbiamo trovato i giocatori che ci hanno fatto guadagnare, eh? Young, ci ha messi male. Ciao Lawrence Tube. No, non riperi. Fly lo posso fare solo quando sto meglio. Beh, Van Basten Sheva, magari, ma devo trovare un'icona, se no è impossibile. So, se il mio sogno Van Basten Sheva, comunque veramente era quello che avevo pensato io, Madonna, Borini. No. Borini e De Sciglio in no, ciao. Ciao, Manuel Giordano, insomma, dai. Si tira avanti, ragazzi, ho voglia di fare un video con voi. Trovi Pujol? Beh, Pujol. Ancora! Cazzo if. Terzo if. Brasile. Il morto, il morto. No, Toloi, ma che cazzo. Ma dai. Ma 3 if però, 3 if, 3 if. Questo vale qualcosa. 3 if, cazzo. No, adesso facciamo in clickbait, adesso vai di clickbait. Questo non vale un cazzo. Però lo tengo perché se mi si spacca qualcuno. Cazzo, aspetta, aspetta. Toloi. Beh, però, dai, 13. Mettiamo a 13 e non se ne parla più. 3 if. Sì, sì, lo so che è buggato. Aspettate, ragazzi, se non vedete niente perché sono io che sono uscito un attimo. Adesso faccio la magheggiata. Guardate che roba. Un attimo, non so se mi sentite, sinceramente. Però fa un attimo una roba così faccio la porcata. La porcata come indiana. La porcata, la porcata, la porcata. Ok.
Non so, guardate se si è aggiornato il titolo, ragazzi. La porcata. Porcata is back, sì, cazzo. Oddio. No, aggiornatemi se si vede, perché io non lo so. Aggiornato. Però, cazzo, 3 if. Cioè, alla fine, oh, è vero, cazzo, non so come, ma... Rafinha, oh. Qua abbiamo altra gente. Guarda che, guarda che veramente abbiamo fatto un musculato, eh. Musculato, cazzo. Lo so che sono cambiato, sono talmente cambiato che il prossimo video lo farò praticamente tra 3 mesi. Adesso, ragazzi, me lo sento, Fiori, esce un giocatore della Juventus. Uno della Juve esce. Non so chi. Ma qualcosa della Juve esce. Me lo sento. Questo è un ritorno con i fiocchi, eh sì. Me lo sento. No. Direi... Oh, però 1000. E me li godo. No, ma sono contento, sono contento. Sono contento perché abbiamo guadagnato. Sheva può anche arrivare. Però non so se riusciamo a prenderlo insieme, ragazzi, perché non spendo 1200, c'era anche a 1000, a 1.000.000. Dai, l'ultimo regalo, il final regal. Michael Owen in a pack, che vendiamo subito. Ah, che bello, ragazzi, si chiama Clayton, Clara Clayton. No, messaggi d'amore. No, ma Ancelotti, c'è Ancelotti in a pack. Andiamo a vedere Ancelotti in a pack. Ma basta, ne più cazzo. Vuoi vedere che mi sono inculato? Mamma mia, non esce più niente, non esce. Un bel problema è questo. Sì, però per prendere Sheva 1200, contando che l'ho preso Sì, insomma, secondo me si sono un po' alzati i prezzi. Si è alzato un po' Sheva oggi. Che sfiga, oh, ieri era 1.000.000 netto, 1.040.000. Porca miseria. Che sfiga, oh. Sì, l'ho visto il Milan purtroppo. Dai, Gesù. Gesù. Voglio Gesù. Coates, beh dai. Vai. Ok. Che palle. Ciao Peppe. Attenzione. Attenzione e vai. Dai, facciamo un big. Svezia e ciao. Cazzo. Porca puttana, Ibra! Zlatan! Ibrahimovic! Woohoo! Zlatanone! Zlatan! Ibra! Non l'ho mai trovato, Ibra! Non l'ho mai trovato, Ibra! Ibra Robben! Che culo di merda! Sì! Cazzo, come faccio a vendere Ibra? Non l'ho mai trovato.
Dio, in attack! Mai trovato da piangere! Grazie, Trainer, me lo merito solo per le 2 ernie che ho. No, ma Ibra non posso, cioè... Cazzo, Ibra, puttana miseria. Lo mettiamo nel club intanto. Non si può vedere Ibra, cioè... Non ci credo, adesso si cambia il titolo. Cosa mettiamo, ragazzi? Siete voi gli esperti, io non so un cazzo. Cazzo, Ibra, fio, Ibra. Mettiamo questo, mettiamo. Dio in attacco, ok? Però mi mancate, lo tengo, ok. Ok, vediamo se... Ok, sporo Ibra, Dio Cristo. Non ci credo, non ci credo, Ibra. Aia, 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 aia. Lo vendiamo così, Robin, ho paura. Anche perché vedevo che era 103 la vendita. Grande come. No, cioè, ragazzi, però... Dai, sono contento perché come si dice intanto, lo sapete, c'è come è giusto che sia, ci mancherebbe anche altro, i soldini che mi sono speso non in live e adesso in live sono tutti miei, quindi non c'entrano partner, sponsor, robe. E mi fa piacere che per una volta, insomma, ho un po' di culo anche registrando, cacchio. C'è Dio, c'è Dio, c'è Dio. Non ci credo, non ci credo. Ibra in a pack. Vediamo quanto vale. Sculo Kumeton, sì, sì, sì. Direi di sì. Dio, 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 che sparo. Dio sui 100, perché Dio? Dio sui 100. Ibrasheva. Sì, con Jesus, che comunque Jesus è fortissimo. Non mi piace, però è fortissimo Jesus sul gioco. Però che sbora Ibra. Ciao, figlio. Scusa, ciao. No, veramente, perché ha venduto? 200 milioni che ha venduto? Adesso. No, pazzesco comunque, veramente. Cioè, 3 if, Ibra e Robben, record. Record, record. Adesso ci riposiamo. Arriviamo a 3000 e ci riposiamo un attimo perché sono sudato come un porco. Ora vogliamo Ronaldo. Non lo so. Purtroppo Ibra è quello il difetto. Attenzione ancora! If! Quarto if! Vabbè, Uruguay, cazzo, c'era Cavani forse anche. No, ragazzi, ma non ho parole! Non ho parole! 4 if! Torreira. Sì, li finisco, mamma, e cazzo, no, 12. Non vale una minchia, però. Non ho Higuain, l'ho provato. Higuain l'ho provato, fa da cagare, vi prego ragazzi, non comprate Higuain. If non lo so, ma Higuain normale.
è una merda biblica. Mi sembrava Grecia al momento, non so perché, ma che cazzo mi sto sparando? Quarto if, andiamo a ragionare il titolo. Madonna, ragazzi, ci riposiamo un attimo perché sono distrutto. Vedi, quando vedo queste robe mi avrebbe voglia veramente di ricomprare, cioè di prendermi... Donate ragazzi, donate tutti €1, così compriamo altri FIFA Point. È cambiato il cume, l'Ernia mi ha cambiato dentro. L'Ernia mi ha cambiato anche il pacco. Madonna, che credo, sono un attimo a riposare perché sono distrutto. No, che ho venduto? Che ho venduto? Ah, subito Torreira, boom, proprio a sbregone. Ok. Sì, il Cumeo questa sera è veramente la prima volta nella mia vita, in registrazione. Però ho notato una cosa, cioè nella mia vita su FIFA, quando giocavo di più, cioè come perpetua, forse non mi sentite. Eh... ok. Adesso, dicevo, ho notato che però quando hai più partite solo storico trovi più roba. Ho notato questa cosa qua. Eh, Lewandowski, non mi ricordo sinceramente. Può essere Michelotto, può essere, può essere. Cazzo. Sì, non può andare sempre così, lo so, ragazzi. Però. Cazzo, Ibra. Ibra probabilmente lo venderò, però è una soddisfazione grande. Sì, è vero, comunque quest'anno FIFA rispetto agli altri anni è l'anno che ho trovato di più in assoluto questo, ma di gran lunga proprio. Ma di tantissimo. Ho aggiornato il titolo comunque, ci stava, sculo cume. Non l'avete scritto voi, allora lo metto. Non sono gasettissimo, ragazzi. Io voglio vendere Niang, è invendibile. Sì. Quadrato 11, lo pensare. No, Sheva, possiamo farcela forse anche senza Ibra, eh. Se mi arrivasse, certo, se mi arriva uno Sheva a poco, dobbiamo essere rapidi però, eh. Niente da fare. Madonna che bello. Perché invece Sheva l'altro, però cioè Sheva Chelsea mai, perché Sheva il Chelsea non era più Sheva. Guarda che costa niente Sheva del Chelsea. Vediamo Kanté, quanto mi piacerebbe Kanté, però non possiamo lamentarci. Dio in a pack. Kanté non c'è niente da fare, Kanté è incomprabile. Cioè, lo puoi prendere solo quando sei proprio a posto. E beh, anche Pogba, per esempio, Paolino Pog costa 500, no, 600. Che sì, tantissime sculate, ragazzi. Facciamo un po' di riposo. Icone. No, Kanté, in Angola l'ho provato, forte, sì, molto molto forte. Allora, Pelé non me ne frega un cazzo di Pelé. Diego Armando. Allora. Overmars. Oh, che poi, mentre stai male, sei a casa, tanto tempo per pensare, ho detto, ma perché non cominciare a fare anche qualche video sul Milan, sulle incazzature che mi dà la mia squadra? Però poi ho detto, ma non lo so, sto pensando perché sono talmente stufo di sto Milan che vorrei divertirmi almeno prendendomi auto in giro. Sì, 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 no, ma giochiamo. No, ma dai, la partita col Venezia la faccio, sì.
Anche se un po' di doloretti stanno arrivando, purtroppo. Vediamo ragazzi, non ve lo posso promettere in maniera assoluta. Qualcuno abbiamo venduto, forse? No. Mi altro un secondo ragazzi, sto in chat, ma mi altro un secondo. Non è facile. Mi levo un attimo la felpa. Ci sto pensando a qualcosa sul calcio, vediamo. Su questo ci sto pensando, sinceramente. Per variare un po', perché ho visto che ormai solo giochi, insomma. Ho voglia anche di fare altro, ma insomma anche il Cume ha voglia un po' di variare. Vediamo, dai, vediamo. Per il Venezia adesso non lo so, perché un po' di dolori ci sono, purtroppo. Mi sentite? Il Cume si spawna. Mamma mia, sono sudatissimo. Robben in a pack. Che bello che Robben. Ciao Traina, ciao Carci, sempre un abbraccio. Fallo come fallo, vabbè ci penso. Come nudo per Dio in a pack. Dai ragazzi, sono le 10:08, siamo in live da un'ora e 10. Cosa facciamo? Dai, ci spariamo gli ultimi 3000 e poi a Nan? Tanto ormai noi siamo già in positivo. Ecco, chiaramente cerchiamo di prendere Sheva, quello sì. Se arrivasse uno Sheva... Che sfiga, oh, però, vaffancuore. Beh. Però questo 14 minuti per me lo rimette e lo abbassa. Secondo me, sto stronzo... 61 partite giocate, 71 gol. Ah, 123. Guardalo, che bello. Cazzo cacciatore anche. Perché l'88 me l'hanno sconsigliato tutti, sinceramente. Cioè, poi purtroppo su FIFA conta anche la velocità, quindi è parecchio più lento, anche se costa tanto meno, questo sicuro. Cioè, Van Basten mi ha deluso perché non ha fatto male, Marcone. Il nostro Marcone non ha fatto male, però mi aspettavo di più, sinceramente. Bakayoko è una bestia, De Bruyne, veramente, allora, quelli che vi consiglio al centro, vabbè, allora, Schmeichel è un buggato di merda, para tutto. Bailey, fortissimo. Company, così così, vabbè, due terzini, Rose un po' meno, Walker, ok, Bakayoko un buggato a nastro. Silva mi piace come giocatore, però l'ho preso perché volevo avere comunque un 87, ma c'è di meglio, si stanca subito. Ciao Pep. Poi vabbè De Bruyne è una cosa devastante da fuori area, segna sempre. Eriksen fortissimo lo stesso, Jesus un buggato di merda. Van Basten forte ma pensavo meglio. E poi qua ve le riserve, c'è Herrera forte e anche Vardy è molto forte. Ok, qua non vedo più nessuno. Che poi cazzo è vero, sì. C'è il problema che Robben, finché non lo vendo, quanto manca? 36 minuti, devo aspettare. Ibra e Tolò, no, no, che cazzo ho trovato? Torreira. C'è 4 if. A questo punto andiamo con calma.
Vediamo cosa gira sul mercato. E nudo in live. Ter Stegen, bello Ter Stegen. Bello Marc-André. Coca-Cola. Dell'Uruguay c'era Cavani, ciao. Capon, grande Capon. Jean-Claude Van Damme. L'ho provato anche Yarmolenko If, non mi ha esaltato più di tanto, sinceramente. Non perché non c'è Pujol a 10 euro? Vi faccio uno sniping incredibile. Ah, che male, cazzo, sta gamba di merda. Ai ai ai, deghe. Un altro che mi ha deluso, che volevo dire... Beh, Mertens l'ho provato normale, molto molto forte. Higuain ho detto una pippa. E... Ma ce n'era un altro che mi aveva deluso tanto, però non mi ricordo chi, cacchio. Sembrava sniperare, cioè non ho pazienza più che altro. No, ho fatto bei colpi, però beh, anche Van Basten 8 e 10 quando l'ho preso era un bel colpo. Però non ho tempo. Cioè non ho tempo, adesso ho che tempo, però proprio non ho pazienza di stare là. Ecco, perché non trovo Maradona in APAC? Sì, 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 no, Higuain assolutamente no, proprio della Serie A che l'ho provata tanto, la Serie A l'ho provata tanto perché una Serie A che è buona, che mi sono trovato bene, e fammi pensare. Allora avevo in porta Buffon, vabbè, Buffon, Andanovic cambia poco. Donnarumma no, piuttosto Perin. Donnarumma ha fatto cagare. Vabbè, solito Alexandro a sinistra o Lukaku a basso costo, molto buono. Anche da Albert non male, anche se uno dei più bagati a destra, anche se lo penso lo mettevo in ala sinistra in secondo tempo Cancelo. Mamma mia, Cancelo, compratelo. Però un Lukaku a sinistra, Gulam è come un po' deluso, se no vabbè Alexandro, vabbè, però Costa. Come difensori Koulibaly sempre una certezza, Bonucci non tanto, Ciolchiello bene. Ora ti parlo delle mie esperienze, Manolas bene. A destra io ho solo ho avuto Florenzi, quindi non saprei dire altri. A parte Cancello, vabbè. Poi come centrocampo mi ha stupito molto, va bene, Engolan fortissimo, Matuidi molto forte, Pjanic una delusione, anche If non mi è piaciuto. E... Vabbè, gli esterni, Quadrado non male, Costa forte, Insigne non tanto bene, Callecon lo stesso non tanto bene, Mertens fortissimo, Papu Gomez abbastanza forte, Belotti molto forte, ecco, piuttosto di Higuain, meglio Belotti, Immobile non male, poi cazzo, Icardi non l'ho mai provato, che ho preso poi? Ecco, uno che mi ha deluso tanto in Premier, ecco che era Hazard. A me Hazard ha fatto cagare. Cioè, per esempio, dopo ognuno ha le sue esperienze. Purtroppo è così. Robin, ho paura che... Shevchenko. Niente da fare, oh. Non escono Sheva. No, Belotti è una bestia. Un Belottino è proprio una bestiona. Mamma mia. Però che sculate oggi. Beh, Ibra, quando ho visto Ibra mi è venuto l'attacchi cardiaci perché
Sarebbe stato un mio sogno trovare Ibra in attack. Non c'è Kume. Beh, Cummings. Niente, non c'è Kume in attacco. Ah, Khedira, ho provato il Ultimate Scream là, non mi è dispiaciuto. C'ho tra l'86 e l'88 c'è parecchia differenza, perché... Sì, share. Cioè, costa tanto di meno, lo troviamo a 9,40, però me l'hanno tutti sconsigliato. Per la velocità, che è molto più lento. Beh, lo Sheva 91 è il pallone d'oro. E non c'è il Kume su FIFA. Oh, Luca Clemenza in attack. Eccolo qua. Il Big, The Big Clemenza. Vediamo il... Zigoni in attack. Sto aspettando, ragazzi, perché se vogliamo provare a prendere Sheve insieme, Robin è a 28 minuti. Anzi, devi spiegarmi una cosa del Foot Champion. Io purtroppo finora non ho avuto tempo perché comunque è un gioco, cioè Foot Champions ho visto che è molto competitivo, quindi devi giocarlo, cioè se sei in forma. Ma cioè io devo per forza vincere il torneo tutte e quattro le partite consecutive, cioè perché sennò la fai veramente dura, eh. Football Manager vediamo, io vorrei Polema, dobbiamo fare, compratelo anche tu, che quel bode ci facciamo una stagione in tre. Eh, Grazie Terence. Se sono abbastanza in forma su Formula 1 posso fare l'ultima gara, quindi dopo comunque scrivo sulla chat. Bravo Paul, bravo Paul. Bravo Paul. È dura però se non mi qualificano male la Weekend League, perché cioè, non riesco a vincere 4 di fila, neanche se vuoi. Neanche se vuoi. Non sono così forte purtroppo, anche se è una squadra forte, ma mi succede sempre qualcosa, sfiga, cazzate varie, succede sempre qualcosa purtroppo. Ai ai ai. Tra poco andiamo con l'ultimo, eh. Inteo, ma puttana miseria. No, Sheva 91 non c'è perché è il Prime. Guarda che bello che è, guarda, perfetto. Una macchina da gol perfetta. Bravo MK, ciao bello. Non fare tutte insieme, ok. Ma c'è qualcosa di nuovo della Premier. Questo gli dicono che è fortissimo sto stronzo qua. Anche questo dicono che è forte. Magari trovare Sheva, trovare un'icona comunque sarebbe un sogno. C'è la soddisfazione, c'è l'ansia di vedere i triangolini blu. Ciao, cioè, faccio l'infarto. Guarda, un po' di Starridge, pochi. Ecco, l'ho provato Salah Hero qua. Oh, una pippa obesa. Una delle cose più obese in natura. Cioè, veramente una delle cose più obese in natura. Sarà.
scrivendo un attimo la fanciulla. La cosa più bella di questo mio periodo brutto, a parte, vabbè, insomma, gli amici, tutto, però la fidanzata veramente mi ha stregato sta fanciulla che ho venduto. Perché la fidanzata è importante, però quelli che vendiamo sono più importanti. Niang e basta. Niang, 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 Niang. Ma Niang, mi sa che è venuto qualcuno in più. Il problema delle partite, devo fare un test per le partite, perché quando ho provato ancora, se vi ricordate, con FIFA 15, in streaming mi dava problemi di lag. Allora, non vorrei avere lo stesso problema. Cioè, quella è la mia paura. Il Maradona pack. Corridoio di mattina. Ok, Matteo Giupponi, grazie. Sarà di Macrito, ai ai ai. Dai, dimmi che c'è un Sheva pronto per me a 1 milione, così risparmio. Ma va, cioè, mai visto 2 soli in una serata, cioè, è pazzesco. Ciao, Mr. Matthew. Matthew. Ma ho visto uno, si chiama Gorilla qualcosa. Ma che sparo, c'ha vinto tutte le partite, tipo Auratio, tipo 6.000 vittorie, una sconfitta. Cioè, che sparo. Non è scarso sto qua, cioè veramente è una persona scarsa su FIFA. Comunque devo provare, per le partite voglio provare, anche se faccio figure di merda, lo so. Però se domani provo potrei fare partite domani magari. Domani no, domani non si spacchetta, anche perché c'è fine, non è che posso spacchettare. È vero che al mio lavoro, le mie robe, però adesso purtroppo non lavorando i soldi in paga diminuiscono. Chiaramente con YouTube sono 10 euro al mese. Cioè, per spacchettare devo spacchettare ogni tanto perché sennò veramente diventa veramente anche uno spreco di soldi. Ciao Antonio, ciao Antonio, ti voglio bene, lo sai, ci sentiamo, grazie di tutto. Pippo Sceva, sì. Non mi conviene prendere Sceva 88. Cazzo, no, forse è finito. Vediamo se non l'hanno venduto, vediamo se lo rimette tipo a 999, tipo dobbiamo spacchettare in 02. Cioè, Van Basten a quanto si vende? Anche perché devono comprarmi Van Basten, sarà duretta, 8,55. Van Basten sta anche calando. E Clemenza. Si spippetta, bravissimo. Per vendere Van Basten devo essere sicuro di trovare un Chevron a un prezzo ragionevole. Dio, boh. Un bel Clemenza. Clemenza in attacco me lo godo. Sì, devo trovare qualcosa da fare tra uno spacchettamento e l'altro, però. Adesso aveva così, non registravo da una vita. Oh, no. No, no, no. Perché voglio vendere Alla? Niente da fare, oh. Clemenza Toti. Beh, se c'è Clemenza If, lo prendo secco. Il mio Clemenzino. Ma quanti giocatori, ragazzi, ho scoperto il Cume che non comprava nessuno? Carrasco, potrei dirne una vagonata, lo sapete. C'è che Cutrone, comprato col Venezia l'altro anno. Cioè, dai. Piantina, ragazzi, il mio Piantina.
Sì, li finisco i FIFA Point. Ma poi lo voglio fare da solo quelle là, perché ho paura di fare cappelle. Piuttosto, vi faccio vedere. Ci... Vi faccio vedere la squadra proprio dei miei sogni, quella che proprio vorrei al 100%. No, aspetta, me la faccio vedere adesso. Eccola qua. Allora, vediamo se si può fare, spero di sì. Timo Werner, raga. Timo, l'essenza di Timo. Sì, ce ne sono. Faccio vedere la squadra dei miei sogni, tanto. Che non per forza sono giocatori tutti icone o robe, eh. Assolutamente. No, però. Ma non posso farla. Ah, ok, non capivo. Allora, vedi. Allora. No, questo Van Basten qua. No, no, no. Adesso ve lo faccio vedere io. No, non ci sono ancora i Prime, giusto? Allora. Adesso ve la faccio vedere io. Ok. Allora, questo è l'attacco, è proprio la squadra dei miei sogni. Però ora, Van Basten preferisco il mio, sinceramente. Sì, ma porca puttana. Ma sono rincoglionito. Eccolo qua. Ma no il mio. Mamma mia, solo scarta, ciao, mi ammazzavo. Ancora. Ah, giusto. Hai ragione, ho letto adesso. Vabbè, Van Basten lo possiamo anche mettere. Dopo scrivo però. Ma non posso. Metto per forza questo qua. Vabbè. Allora facciamo così. Visto che ce l'ho, ne mettiamo un altro. Ronaldo. Scusate, ragazzi, sono un po' impedito su ste robe. Ma porca puttana. Ok. Poi, come trequartista, sicuramente Rui Costa, che amo in maniera devastante. Non lo sapevo, Paul, non lo sapevo. Ok. Dopo, io ragazzi ho proprio il pallino. So che sono pazzo, ma quando i giocatori dicono proprio Kanté mi piace troppo come giocatore. Proprio Kanté me lo godo. Cioè. Ok. Questo è poi il mio sogno. Gullit. E... No, magari. Cioè il trio non c'è, giusto. No, aspetta, ho sbagliato. Eccolo qua. Ok, così dopo. Vabbè, qua, penso che avete già capito. Il più grande difensore della storia insieme a Baresone. Ancora, eccolo qua. Paolone Maldini. Poi chi cazzo... Oddio, aspetta un attimo il panico adesso. Ah sì.
Una squadra scarsa. Ecco. No! Che cazzo sto facendo? Ecco. Poi terzino. Era Nokia. Aspetta, sto pensando, non mi ricordo più. La Panicati di. Non mi ricordo più. No, no, Zanetti. No, forse non c'è anche pensato a terzino, non c'è anche pensato a terzino destro, se proprio devo essere sincero. Però no, non basta leggende, ne ho messe anche troppe. Adesso terzini. Beh, Carlos sia a sinistra, sinceramente, non mi farebbe schifo. Sì, però terzini, onestamente, no. Un deck per forza, perché non c'è. In questo momento non mi sfugge, vabbè, Carlos. Sì, però non posso avere solo Cantenno, stona troppo, solo icone, cioè non ha senso. Importa. Vabbè, insomma, diciamo comunque su certi posso dirti comunque i sicuri sono Maldini, Rijkaard, Gullit, Rui Costa, Sheva Ronaldo. Zanetti, Nesta, Kanté, quelli là possono, però questi qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono quelli che proprio prenderei sicuro con Van Basten, Prime e Sheva Prime. Cafu non c'è, però sì, Cafu me lo prenderei subito. Questa roba. Vabbè, ciao. Guarda, Maldini è qualcosa di bellissimo, cazzo. E adesso andiamo per i pacchi, perché comincio anche a avere la gamba abbastanza andata. C'ho Ronaldo. Ah, c'è anche Ronaldinho. Sì, c'è anche Ronaldinho, sicuro, però lui costa per me, Fiori. Ok. Padoin. Ok. Cioè, Quadrado. Incredibile. Lo vendo a 8 allora. Beh. Ok. Che ho venduto? Era 224, non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo. Vabbè. Vabbè ragazzi, vediamo l'ultima volta qua Shevchenko. Sì, magari no, difensore centrale. Oh, niente, dai, che sarà dura prenderlo, ragazzi, eh. Dai, finiamo cose, lo prenderò o da solo o domani, se riesco a fare un'altra diretta, però la vedo dura. Vai, ultimi 3000, ragazzi. Noi siamo già tranquilli, il nostro lo abbiamo fatto. Adesso può solo esserci roba in più. Ricordiamo che Ibra, Dio Ibra. Oh, si parte con un Jesus, così, tanto per gradire. No. Vai. Guarda, Delight. Già ti amo, Delight Gamer. Se trovo Sheva, penso che. Cioè, ciao proprio. Proprio il ciao proprio. Pioli lo tengo. Senza Pioli non so stare. Sheva è aumentato, non capisco il perché. Non capisco proprio il perché. Ciao.
Ho venduto qualcosa. Oh, Armstrong, andiamo a fare ciclismo dopati. Bene. Molto bene. Ho venduto qualcosa. Penso il quadro, secondo me. Adesso è bello chiudere con if Mertens. Ma non possiamo onestamente siamo stati fortunati e anche come si dice è anche ingeneroso chiedere ancora, dai. Nani è bastardo perché tutti pensano a Cristiano Ronaldo. Sì! Asensio 4-1 è finita. Vale qualcosa sta puttana? Un cazzo, ma 7 milioni. Vai. Peccato. Madonna, questo 33 di velocità me lo godo. Devo trovare Modric, no? Dai, back to back. Bello. No, magari 12k. Sto Asensio 4-1 è finita, che palle. Dai, Fioi, vogliamo un if. Hector ballerina. Oh, forma fisica, finalmente, cazzo. Forme fisiche veramente poche. E adesso gli ultimi. Lo so che c'è il bestione, adesso me lo sento. Il bestione in APAC. Zappata, zappata di qua, zappata di là. Dai, beh, se trova. Se la ficante, ciao. Chiaramente non lo vende. Attenzione, if. Ah. Chi è? Un coglione? Quinto if. Ve lo scriviamo, chiaramente. 10 milioni vale. Però ragazzi, stiamo trovando, c'è poco da fare. Questo 93, questo vale, dai, da un po' non valere sto stronzo. Niente. Abbiamo venduto qualcosa. Allora, Niang, il quadro, l'Umito, l'Allano, l'Ascensione, Robben 110, bene, e Dowell, perfetto. Adesso scusate ragazzi. Che sfiga, ho 5 if, tutte una merda, però. Insomma. Non possiamo lamentarci quest'oggi. Non ci si lamenta per niente. Comunque, visto che i migliori giorni per spacchettare, un consiglio che vi do sono giovedì e venerdì, secondo me. Sabato no, assolutamente, e neanche lunedì. Sono i 2 giorni peggiori. Niente, Sheva, ho paura che non arriva oggi. Sì, gioco il. Gioco su PCs.
E adesso si chiude, beh, chiudere con la leggenda. Ciao, Fiori. Leggenda in a pack. Castro? Cioè dopo dipende. Quanto hai spacchettato, Paul? Su Origin mi chiamo Doge Veneziano. Qualcosa, 88 mi ricordo. Che lo trovi in a pack, magari Pep. Magari Pep. Il signor Pep. Oh, un po' di forme una. Rivera, magari, cazzo. Vabbè, dai, però, quanto hai speso? 10 euro? No, quanto non mi ricordo neanche. Beh, mi sembrava una lavagna, cazzo. Questo vale. Questa, ragazzi, è la chiave di tutto. Eccolo qua. Gorkuf, come si è ridotto anche Gorkuf, mamma mia. Siamo alla fine di questo incredibile pack opening devastante. Il merdone. Qualcosa ho venduto. Questi dopo me li vendo. Ecco, i contratti consigliate di venderli? Qui ne ho tantissimi a 200. Comunque il guadagno è talmente basso che non ha senso. Pogba magari, cazzo. Pogba però non lo vendo. Cioè, me lo tengo per la Premier, sinceramente. Quasi finita, ragazzi, ma quanto mi sono divertito, ragazzi. Io li vendo sempre. Cioè, tipo, metti che ne vendo 100 a 200, ci può stare? Camuaccio. Un po' di forme fisiche. Ok. Dai, un bel Gesù. Un bel Gesù Cristo. Niente. E adesso... siamo pronti al The Big One? No. Sì, purtroppo ho trovato 5 if e tutti... No, me, cazzo. Ogni tanto mi aggiungo robe così. Eccolo qua, ragazzi, signori. E adesso, frecce blu e andiamo con il The Big One. Bello. Adesso aggiorniamo il catalogo e facciamo gli ultimi due. Come Maria ai piedi della croce. Oh, Robben sta salendo bene. Grande RJ Robben, grande. Grande Robben. Io ho anche Ibre. Ma vaffanculo. L'ha rimesso a 1200 sto rincoglionito di merda. Adesso lo trovo, cazzo. Eccolo, perché sei uno stronzo. Sei una VIP e io ti trovo.
E sarà questo milioncino a regalarci Shevchenko in attack. Signori, ultimo. Sono io. E adesso ragazzi me lo sento che è qualcosa di grosso, qualcosa che va al di là. È un Poleman Guy, signori. È un Poleman Guy. No. Vediamo chi è. Zaccherini! Nagatomi Napa. Vedi, venduto. Anche RJ, perché si chiama un po' RJ, secondo me. RJ a 114. Campioni di money. Ma cazzo, volevo comprarlo insieme a voi, puttana miseria. Ma 1200 non è comprato bene, fioi. Purtroppo. Che sfigonzola. Va buono, raga, va buono. È stata una live veramente bellissima. Siamo divertiti a cannone. Cioè, abbiamo vaneggiato come non mai. Abbiamo fatto veramente un super pack opening. Mi raccomando, cioè adesso si può dire anche che anche il Cume ha un po' di fortuna su FIFA, finalmente, lo possiamo dire anche. Lo so che se vendo Van Basten ce la faccio. Sì, c'è, ma l'88 fa schifo. Eh, Però, cioè, andare a prendere il Sheva. Io Van Basten posso anche già metterlo in vendita, in realtà. Cioè, tanto cosa aspetto? Magari scende ancora. $8,50. Cosa faccio? Lo vendo a 8,50? Ciao, Pep, ciao. Perché praticamente l'88 è lento, è molto più lento, e su FIFA conta tanto la velocità. Meglio l'86. Questo è quello quello che ho capito, insomma. Non ce la faccio, ragazze. Anzi, tra poco vado cioè, sono in piedi adesso perché non ce la fa più. Aspetta un attimo. Ricordiamo che abbiamo anche 100k di Ibra da poter vendere. Allora, facciamo così. Facciamo così. Ibra lo vendiamo. Tanto con sta velocità non ci faccio niente, purtroppo. Ok, Vittorio, però Ibra lo vendiamo, dai. Ibra lo vendiamo a 105, secondo me. Ciao, Ibra, è stata un'emozione grande, è stata, cazzo. Come scalza, stai zitto, madonna. No. Ma puttana. Ciao Ibra, mi hai dato un'emozione grandissima. Quanti soldi ci siamo fatti, ragazzi. Cioè, partiamo da 50 milioni, cacchio. Beh, Robin Ibra, due colpi gobbi proprio.
Poi adesso non so, adesso scrivo così perché non sono seduto, ragazzi, sono un po' in piedi. Incredibile, oh. Cazzo, 20. Sì, il come su FIFA. Dai, se domani sto bene, magari ci facciamo un po' di partite della divisione. Che farò cagare, ragazzi, ve lo dico già, devo testare se streamando mi dà problemi di lag. Anche se in realtà con 100 mega di fibra e 20 di upload non dovrebbe esserci problemi. È il mercato che viene meno, sì. Devo aspettare. A sto punto anche Van Basten aspetto, probabilmente farò, vediamo quando ce ne sono di meno, però comunque a 8,50 penso che riesco a venderlo. La versione 88 costa molto meno, vecchio mio. Però è molto più lento. Vabbè, io cerco di monitorare tutto il giorno il mercato e vediamo. Insomma. Oh, niente da fare, cioè, pazzesco proprio. Va buon raga, ragazzi, è stato un piacere. Un saluto dal Comendone veneziano. È stato bello dopo quasi un mese di fare un video. Speriamo, se riesco, di fare qualche altra live. Dipende da come sta la mia gamba, perché più la gamba è il problema della schiena. E niente, vi ringrazio tantissimo. È stata una sculata dopo l'altra. Ci è andata veramente bene. E niente, il Comendone è tornato in grande spolvero. Il cume colpisce sempre il cuore. Saluto a tutti ragazzi, vi saluto tanto e niente fioi. Gol della Lazio, sono contento. E niente, un abbracciotto grande grande, mi ha fatto piacere, siete comunque stati in 40, anche 50 e non avrei mai pensato sinceramente, contando che adesso vedo che fanno live tutti i bestioni da 100.000 a 200.000, anche di più iscritti. Il Cume ha sempre il suo zoccolo duro che durerà in eterno. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Se domani ci sono, sarebbe bello fare qualche partita con Andriy Shevchenko. Ciao! Notte notte.